Eccoci qua. Allora, situazione pesantissima sotto tanti profili. Sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno dottoressa, lei è suo ospite. Buongiorno. Buongiorno, sono Sebastiano D'Abano. Buongiorno. Appunto, io non riesco a capire perché dopo 14 mesi che siamo chiusi in gabbia, grazie a questi incapaci di governare, naturalmente, perché io vedo paesi come la Gran Bretagna, Israele, la Cina, che ne sono usciti fuori da questa pandemia, naturalmente sono stati più organizzati di noi, perché magari prima dicevano la Cina, ci sono dittatori che sono rimasti chiusi in casa, la Gran Bretagna no, Israele no, sono paesi un po' più liberi. Naturalmente noi, finché non ci svegliamo a dire noi non vogliamo stare chiusi, andate voi a casa e chiudetevi voi, perché dopo 14 mesi che io lavoro in hotel purtroppo non stiamo lavorando e arrivano soldi poco e nulla, poi io dico non riesco a capire perché per il momento siamo in zona rossa, i grandi centri commerciali ci vanno tutti, padre, madre, figli e tutto, non ci va uno per uno nucleo familiare. Quelli che hanno i bar, i ristoranti, i parrucchieri li tieni chiusi. Si devono svegliare queste attività, non devono andare dietro a loro, perché dico io, perché dentro un supermercato ci sono in 3, in 4, quando l'ordinanza è 1 per nucleo familiare? Perché lì nessuno fa i controlli? Ci sono interessi perché ci sono soldini di qualcuno che conta allora lì. Chiaro. Perché se non ci vai vuol dire vai nei bar che trovi a uno, e allora dice qualcosa che non va secondo me, e si devono svegliare queste bar, i ristoranti si devono un po' svegliare se vogliono veramente ritornare. Grazie signor Sebastiano. Grazie molte, la ringrazio molto del suo intervento. Presidente Boschetto, ribellarsi, fare delle azioni forti, l'ha fatto capire tra le righe, per se non si ha un potere forte fare delle azioni forti, a parte che i centri commerciali stanno soffrendo non poco, perché con le chiusure del fine settimana hanno delle situazioni molto difficili, perché anche lì ci sono negozi, sono chiusi, però diceva la GDO sostanzialmente, forti possono, i deboli, i piccoli, qui siamo un paese di piccoli, tutti zitti e chiusi. Non è così, perché sinceramente dal livello nazionale a scendere abbiamo il nuovo presidente nostro nazionale che, devo dire la verità, è molto spesso nelle TV, insomma in tutti i mezzi di comunicazione per dimostrare l'incazzatura, se possiamo dire, o meglio la difficoltà insomma che stiamo vivendo. È ovvio che dobbiamo metterci adesso anche nella situazione del governo che sta facendo difficoltà, perché un po' tutta Europa è in difficoltà, non è che sia solamente l'Italia. Però l'Europa e insisto, vaccini. Chiaro. Io penso che sia questa la strada per noi tutti, dal governo alle associazioni, e quindi associazioni vuol dire le attività, perché come diceva Abano, lo ricordava questa persona, Abano è ferma da mesi. Ma Abano è ferma non vuol dire fermi gli alberghi, vuol dire fermi i fornitori, tutto, le manutenzioni, cioè c'è una catena attorno di attività che vuol dire lavoro, reddito, vuol dire tasse che il governo potrebbe portare a casa, gli enti locali e via dicendo. Questa è purtroppo la realtà. Noi ce la stiamo mettendo tutta, a partire dal ruolo mio, così come diceva la Tiziana, nel ruolo suo, quindi nelle varie categorie. Quindi state facendo il possibile. Purtroppo la situazione è quella Buongiorno, visto sul vostro sito che mettete a disposizione esperti per il super bonus, vuol dire che avete anche i progettisti per le asseverazioni in regola per formalizzare le pratiche, perché dovunque mi muova mi dicono che non si trovano. Progettisti per asseverazioni, Presidente? Sì, purtroppo il tema 110% che si sta iniziando adesso a muovere qualcosa è partito in difficoltà dall'inizio, partito in difficoltà perché era un'opportunità, però aveva talmente tanti lati oscuri che la parte iniziale, quella tecnica, gli stessi ingegneri, architetti, geometri facevano loro fatica a venirne fuori.
Negli ultimi 2 mesi hanno iniziato a fare le pratiche, perché l'inizio di questo tipo di opportunità è legata alla parte tecnica, però su questo dopo si sono sommate molte altre cose, e sono quali? Bisogna verificare l'accatastamento piuttosto che verificare l'abitabilità nei comuni. Nei comuni lavorano al 50% perché lavorando in smart working non hanno tutte le facilità di lavorare nel proprio ufficio e quindi recuperare i cartamenti. Si è massato tutto in questi ultimi 2 mesi, per cui tutti i professionisti, ma anche le imprese inerenti a questo tipo di attività, sono già, non dico saturi, ma quasi. Ecco perché noi stiamo chiedendo a livello nazionale una proroga, perché questo cosa ha creato anche? Sono aumentati tutti i prezzi. No, ma a prescindere da questo, a livello mondiale sono aumentati i prezzi. Sì. Questa è qui non c'entra l'Italia, quindi ma nel caso nostro, che avremmo potuto godere di questa opportunità, nel momento in cui è aumentato il petrolio, o meglio sono aumentati tutti i polistiroli, tutti i prodotti ma legati... anche i cementi, le cose, perché il settore ma anche il metallo è aumentato in modo pazzesco, ecco che ha creato ulteriore problematica. Perché anche l'ANCE dice costruttori edili, costruire adesso. Parlava prima dei tecnici, le associazioni stanno mettendo a disposizione dei propri associati, aiutandoli per quello che è il credito d'imposta, piuttosto che tutto anche quello che riguarda il poter portare avanti questo tipo di opportunità. Però siamo arrivati a un collo di bottiglia purtroppo, e facciamo fatica, in effetti è vero, a trovare tecnici liberi e che abbiano la copertura assicurativa, vero? Quella è obbligatoria. Quindi deve essere obbligatoria. Un professionista, se intraprende quel tipo di attività legato al bonus, si deve fare una specifica assicurazione, che ha un costo anche importante. Quindi però è obbligatorio ed è giusto così. Ed è difficile trovarli, quindi non è una cosa così semplice. Sì, è difficile trovarli, perché adesso si è concentrato negli ultimi 2 mesi, si sta partendo adesso, insomma, con questo. Poi bisogna ricordare che oltre al 110 c'è il bonus facciate 90%. Devo dire la verità che fortunatamente nel settore dell'edilizia il lavoro c'è, però noi stiamo forzando perché anziché giugno 2022 si arrivi a dilazionare almeno in 5 anni, insomma. Ecco, assolutamente, la vedevo alzare gli occhi nella disperazione, Presidente. Dice, almeno lì c'è qualcosa che si muove, sì. Assolutamente. Settore turismo, dovremmo parlarne ancora perché il tempo vola. Settore turismo purtroppo sono arrabbiatissimi adesso, perché i turisti c'è gente italiana che invece che andare in prossimità a Venezia se ne sta andando alle Tenerife o prenota già quell'estate per Grecia e vi dintorni. Sì, si stanno andando all'estero, primo perché l'estero non ha le stesse regole che abbiamo noi, secondo perché c'è troppa incertezza ancora in Italia, perché stanno dicendo che i vaccini dovrebbero per settembre essere vaccinato l'80%, dovrebbe, però abbiamo visto che cos'era, circa un mese fa un produttore di vaccini aveva deciso di darne meno, cioè anche qui nel momento in cui quindi questa lungimiranza che ci aspettava ognuno di noi è diventata invece vivere la giornata, e ricordo che l'Italia tutta e quindi anche il nostro Veneto vive di turismo. Questo, ma perché il turismo, come dicevo prima con gli alberghi di Abano, ha attorno a sé una serie di categorie economiche che ci lavorano, che hanno sempre fatto grande l'Italia per le bellezze che abbiamo e per la possibilità quindi di tipi di lavori, insomma, che ad essa sono correlati, insomma. Ci hanno scritto anche gli autotrasportatori, ma quelli senza conducente, anzi con conducente, NCC che un'altra categoria che è legata al turismo. NCC e bus operator. Bravo, esatto, bus operator. Allora, bus operator ovviamente sono legati principalmente al turismo, il turismo è fermo. Si era arrivati a un compromesso con le scuole e purtroppo le scuole le hanno chiuse, e quindi anche in questo caso il governo regionale aveva fatto un appalto su questo, e quindi i nostri
bus operator erano soddisfatti, perlomeno dicevo, in qualche modo riusciamo a lavorare, però purtroppo dopo la chiusura delle scuole ha bloccato anche questo. NCC è un altro tema ancora invece, loro sono legati al turismo, al trasporto delle persone, loro sono fermi ancora da marzo dell'anno scorso, trovano difficoltà, hanno avuto grosse difficoltà anche con Cortina, perché ad esempio nel caso di Cortina una casa automobilistica importante ha messo a disposizione le auto proprie per portare in giro tutte le persone e quindi i nostri sono stati lì ai bordi delle strade a guardare queste belle lussuose macchine che giravano trasportando. Allora, è finito il tempo, io vi inviterò ancora perché effettivamente non abbiamo completato, non abbiamo parlato della TAV, non abbiamo parlato anche di altri è un tema forte, assolutamente, quindi vi invito anche la Presidente Chiarboli, perché so che la categoria avere una rappresentanza rilevante come la sua ci tiene, da forza, da coraggio, da speranza, quindi magari dopo Pasqua ci rinnoviamo l'appuntamento, quindi voi telespettatori nel frattempo scriveteci le vostre storie, i vostri casi, le vostre istanze, noi interpelleremo ancora i nostri esperti. Grazie di averci seguito, di aver partecipato, grazie alla Presidente Chiarboli, grazie al Presidente Boschetto di essere stato qui con noi e ci vediamo domani, grazie molte. Grazie.